sfruttamento dei lavoratori e corruzione tra privati. Fincantieri nel mirino delle fiamme gialle. È di un arresto, 34 indagati e 80 perquisizioni, l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Lagunare che ha portato alla scoperta di 19 aziende del settore cantieristico navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri SpA. Coinvolti 12 dirigenti e funzionari della stessa società. La busta paga rilasciata a questi dipendenti era formalmente regolare e rispondente alle condizioni del contratto collettivo nazionale. Di fatto gli importi erogati erano molto più bassi, sono stati riscontrati dei casi anche di pagamento di 4 euro l'ora e le buste paga venivano in qualche maniera falsificate inserendo un numero di ore inferiore a quello realmente svolte oppure indicando dei costi in realtà non esistenti. Se i dipendenti non intendevano accettare, venivano in qualche maniera minacciati di perdere il lavoro, ovvero di non rinnovare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Ora che cosa ne sarà di questi dipendenti? Questi eventi sono tuttora in regola, molti hanno anche collaborato alle indagini. Una delle imprese coinvolte si trova nel Trevigiano, l'altra nel Vicentino. Tra i dirigenti uno risiede nel Padovano, l'altro nel Veronese, il resto nel Veneziano. Le perquisizioni sono state eseguite in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Anche per accertare alcuni casi di dazioni di denaro e altre utilità che queste imprese avevano erogato a alcuni dirigenti di Fincantieri per ottenere dilazioni di tempo per il completamento di questi lavori e per essere iscritti nell'albo dei fornitori di Fincantieri. Agli arresti domiciliari un bengalese, eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Immediata la replica di Fincantieri che in una nota rivendica la propria estraneità ai fatti. Il gruppo, si legge, sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove le accuse venissero confermate, si legge ancora, la società ha annunciato che adotterà immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte illecite, lesive dell'immagine della società. Mentre a Palazzo Chigi si decide il futuro dell'ex Silva di Taranto e del gruppo dell'acciaio che in Italia dà lavoro a quasi 15.000 famiglie, il gruppo ArcelorMittal comunica e formalizza i sindacati alle RSU la procedura di riconsegna a Ilva in amministrazione straordinaria di stabilimenti, impianti e personale dell'ex Ilva. Si tratta di 10.777, di cui 8.277 a Taranto, e tra i siti produttivi coinvolti c'è anche quello di Marghera. Questa iniziativa da parte di ArcelorMittal non ci ha assolutamente sorpreso. Abbiamo visto che da gennaio, perlomeno nello stabilimento di Marghera, non ci sono stati fatti alcuni investimenti e questo credo sia già di per sé un primo segnale assolutamente importante. C'è forte preoccupazione tra i 52 lavoratori di Marghera a meno di un anno dall'acquisizione. Neanche a distanza di un anno di acquisizione di Mittal ci troviamo nella condizione di incertezza che spopola e questo non va bene, questo non è accettabile da parte di tutti i lavoratori di Marghera, in quanto nei 6 anni precedenti abbiamo già pagato il caro prezzo di queste acquisizioni, per cui al momento siamo in attesa dell'incontro che si sta svolgendo a Roma tra governo e Mittal, il quale spero riesca in qualche modo a ricucire lo strappo che si è creato. Secondo la FIOM le responsabilità sono da entrambe le parti, governo e azienda, e le conseguenze della chiusura sarebbero pesanti. Se chiudesse ArcelorMittal e quindi l'acciaieria più grande di tutta Europa, significherebbe perdere l'1,4% del prodotto interno lordo del nostro paese e una parte importantissima e determinante per il comparto metalmeccanico. Il percorso che potrebbe rendere Eraclea il primo comune veneto sciolto per mafia è iniziato. Dopo il terremoto di 50 arresti e 82 provvedimenti che mesi fa avevano portato la cittadina alla ribalta della cronaca nazionale e, parallelamente al processo, la relazione della commissione di accesso in comune è arrivata in queste ore sul tavolo del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Questi avrà 45 giorni di tempo per trasmettere a Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno la decisione finale, attesa quindi a ridosso di Natale.
In questi mesi il dibattito sulla presenza di associazioni criminali attive nell'area e più in generale in Veneto è entrata anche nell'agenda della Commissione parlamentare antimafia. Inizia ad essere opinione diffusa che l'esistenza di questi fenomeni malavitosi sia tale da non poter essere più definita semplicemente infiltrazione ma radicamento. A stretto ridosso dall'operazione delle forze dell'ordine che aveva portato all'arresto tra gli altri del sindaco Mirko Mestre, era stata promossa in paese una manifestazione per la legalità organizzata dai sindacati che ora, come tutti da Eraclea a Venezia, attendono con ansia di conoscere l'esito della relazione. Non è un problema nei confronti di Eraclea, è un problema di legalità che deve essere garantito in tutto il nostro territorio. Quello che naturalmente noi ci aspettiamo è di avere un quadro chiaro di quello che è successo, di quella che è stata l'attività di questi anni e capire poi evidentemente cosa succederà. Ripeto, però il problema è che dobbiamo affrontarlo non solo per Eraclea ma per tutto il territorio della nostra provincia, laddove eventualmente ci sia. In questi casi si prova proprio brutte cose. La signora Elena ha 94 anni e grinta da vendere. Stava guardando la TV quando verso le 9 i ladri si sono introdotti in casa sua, passando per questo balcone, che oltrepassata la recinzione dà sulla strada regionale Postumia, poco dopo San Biagio in direzione Oderzo. La donna non si è accorta di nulla e nemmeno la figlia che abita a qualche metro con la famiglia. Una volta in casa con la TV accesa, i ladri sono saliti indisturbati al primo piano in camera, impossessandosi dei ricordi di una vita, su tutti la fede nuziale, ad accorgersene la figlia. È stata mia figlia che è venuta a salutarmi, che viene ogni sera e mi ha detto: hai aperto tu il balcone di dietro? E mi ha detto no, e perché hai aperto là? Banditi che hanno operato in tutta calma, prelevando merendine e trovando il tempo di mordere anche questi melograni. Non contenti hanno pure defecato in giardino. Di lì il raid è proseguito nelle abitazioni vicine fino in via Calaltella. Qui è stata visitata la casa del signor Giovanni. Sono a prendere il ragazzo al lavoro, vengo a casa alle 10:15 così, vado a letto e trovo tutto aperto, e i cassei dell'Armeron, il comodini, avevo la sedia di fronte al letto e mi ha messa in cima al letto senza muova niente. E anche in questo caso i ladri hanno portato via un pezzo di vita e ricordi, i gioielli della moglie defunta, ma è tutta la zona ad avere paura. Gli anziani sono sotto tiro. Con paura tanta. Male perché quando si ha una certa età si soffre sentire queste cose. Ed è l'intera Marca a essere nel mirino, da Vittorio Veneto a Montebelluna. E da Preganziol giovedì mattina Fratelli d'Italia lancia una mobilitazione contro i furti. La contabilità, afferma Sandro Taverna, coordinatore provinciale del partito, parla di 52 abitazioni visitate negli ultimi giorni, solo sul territorio comunale, 250 le segnalazioni. Cifre pesanti per un fenomeno che sembra esploso con l'autunno. È un abbraccio lungo e lacerante a segnare l'ultimo addio a Giulia Zandarin. È l'abbraccio tra due padri, Alessandro, papà di Giulia, e Franco Antonello, papà di Alberto, il fidanzato di Giulia, che venerdì notte era alla guida della Mercedes della morte, uscita di strada a Musile di Piave. Sullo sguardo di uno c'è l'assenza incolmabile dell'unica figlia, sul viso dell'altro la costernazione per un figlio che subito dopo essere uscito dal coma farmacologico si è reso conto di quello che è successo e che ora si trova indagato per omicidio stradale. Alessandro e Franco sono amici di una vita e lo sono rimasti anche nel giorno più triste. Affranta la madre di Giulia, Renata, rannicchiata vicino alla bara bianca, sorretta dai familiari del Brasile e dalla comunità evangelica. E sulla potenza di un silenzioso abbraccio si è soffermato Don Franco, il parroco di San Floriano, dove Giulia per qualche tempo ha vissuto proprio con la mamma. Io penso che in questo momento le parole più belle sono quelle di un abbraccio, di un silenzio che abbraccia. Abbiamo bisogno di essere abbracciati in questo momento, perché non capiamo.
Una tragedia incomprensibile, attorno alla quale, soprattutto attraverso i social, si sono spese troppe parole. Ci sono quelle persone che sanno tutto. Mi sembra anche in questi giorni un grande marasma. Che sanno tutto, che devono definire tutto, che hanno le risposte per tutto. Non è importante che risposte siano, se sono risposte che ledono la dignità, la sensibilità, non ha importanza. È importanza farsi vedere, è importanza dire che anch'io ci sono, è importanza dire che anch'io ho il diritto di dire. E forse prima di dire non si pensa. E forse prima di dire non si ama. Ciò che cambia il mondo non sono le cose. Ciò che cambia il mondo è un abbraccio d'amore. La stella polare tu, la stella sicura tu. Momenti drammatici durante l'ora di educazione fisica nella palestra dell'Istituto Tecnico Euganeo di Este. Uno studente di 14 anni infatti si è accasciato improvvisamente a terra e solo il pronto intervento dei professori ha consentito l'arrivo tempestivo del 118 che con l'elicottero ha portato il ragazzo all'ospedale di Padova. Il giovane studente si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Sembra che per il ragazzino si sia trattato di un arresto cardiaco e che le manovre di rianimazione siano proseguite per circa un'ora prima che il giovane fosse intubato e trasportato in ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri del nucleo radiomobile. 2 settimane fa un ragazzo della stessa età aveva avuto un malore del tutto simile all'interno dell'ITIS Barsanti di Castelfranco Veneto nel Trevigiano. L'epilogo era stato però drammatico. Per il giovane, che aveva problemi di epilessia, non vi era stato nulla da fare. Mi sono trovato di fronte a una persona che ha estratto una pistola e in quel momento mi sono detto qua chi prima agisce porta a casa la pelle, e istintivamente ho avuto la prontezza di sparare in aria per cercare prima di intimorirlo, però tengo a precisare che i colpi non li ho sparati in mezzo alle persone, eravamo nel parcheggio che non c'era praticamente nessuno. Ha sparato in aria per difendersi e per spaventare il rapinatore, lo rifarebbe ancora se necessario. Orfeo D'Argenio ricostruisce i minuti concitati. 18:30 circa, martedì sera, stazione di Monselice. Il vice sindaco di Solesino, agente di polizia locale in servizio nel comune della Rocca, è di pattuglia insieme ad un collega quando viene fermato da un passante che gli indica un rapinatore in fuga. È un giovane che ha appena scippato un'anziana. Il soggetto nella fuga brandeva la pistola, cioè non è che per cui è una situazione abbastanza cruda sia per Monselice ma anche per un'esperienza che posso dire che non mi era mai successo nella mia carriera. Prima spara 2 colpi in aria, ma il ladro non si ferma. Per cercare di fermarlo, per bloccarlo, ho sparato altri 2 o 3 colpi. In totale 5 i colpi sparati secondo quanto ricostruito da D'Argenio. Il ladro intanto riesce a scappare tra i binari, evitando per un pelo un treno in arrivo, tra lo stupore e lo shock dei viaggiatori. Lo bloccano i carabinieri qualche minuto più tardi, ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. È un marocchino di 21 anni già noto in zona, al momento è solo denunciato. L'anziana rapinata invece è ferita ed è stata medicata al pronto soccorso di Schiavonia. E dico da ieri sera che a questo punto la mia idea, quello che è successo, è meglio un brutto processo che un bel funerale. Orfeo D'Argenio, come vice sindaco di Solesino, quest'estate aveva proposto e fatto votare in consiglio comunale un potenziamento delle dotazioni degli agenti di polizia locale, con giubbotti antiproiettile e pistole semiautomatiche, molto simili nell'aspetto a delle mitragliette. Una dotazione che, dice, è necessaria in situazioni di pericolo, come quella vissuta nel parcheggio della stazione dei treni di Monselice. Mi auguro adesso che con quello che è successo anche Monselice, abbia un occhio di riguardo sulla sicurezza degli operatori. C'è una via Anelli sopraterra con quei muri che parlano da soli e l'imponente rimozione in corso di mobili, elettrodomestici, vestiti e scorte di cibo abbandonati nei mini appartamenti. È una via Anelli sotterranea.
Si aprono i basculanti dei box auto ed ecco spuntare alcune preziose rarità che somigliano a certe vetture parcheggiate nei garage di Piazzale Roma a Venezia. Vecchie glorie delle famiglie italiane. Si va dal ceto medio-alto degli anni 60 del Novecento con la Fiat 1100, quella che aveva la leva del cambio sul piantone dello sterzo, al ceto medio-basso con la popolare e indistruttibile Fiat 600. Negli anni 70 e 80 si sprecavano gli emuli del drago dei rallye, Sandro Munari da Cavarzere, e per chi se la poteva permettere, ecco una sempre bella Lancia Fulvia HF, leggermente tamarrata per farla sembrare da auto di serie a vettura preparata proprio per i rallye. Macchine che in questo stato hanno un valore venale bassissimo, ma in mano a un restauratore possono arrivare a quotazioni di decine di migliaia di euro. Dal punto di vista formale, quelle non sono auto di nostra proprietà, anzi 2 di queste erano targate, quindi abbiamo già rintracciato i legittimi proprietari. Le altre 2 non targate, attraverso il numero di telaio o altri sistemi di identificazione, già la Polizia Municipale è impegnata per reperire i proprietari. I lavori nel complesso Serenissima intanto non si fermano, è quasi finita la demolizione del piazzale interno. L'assessore non esclude che dall'abbattimento delle palazzine possano emergere altri oggetti vintage.